Signore e signori, buonasera dall'Ippodromo del Savio. Saranno i 3 anni ad aprire la serata in sediolo i gentleman. Fil rouge della serata, la presenza dei gentleman in 5 delle 7 corse in programma. 2 saranno riservate alla Mazzoni con il numero 1 Filippa Jet, Stefano Valdi 2 Frank Ban, Vincenzo Vitagliano 3 Fuera, Alessandra Davide 4 Fanny Gaitici, Michela Rossi 5 Fallaci di Casei, Patrick Romano 6 Forza Onore GPD Andrea Venezia, numero 8 Figaro del Circeo Vittorio Miniero. Chiudere Furetto VL, Cristian Venturelli, favori per Fuera, la macchina che stacca dall'esterno, ci prova Forza e Onore, prontamente respinta da Filippa Jet che mantiene lo steccato all'ingresso della prima piegata, Filippa Jet al comando, mentre in seconda posizione numero 5 Fallaci di Casei squalificato. L'errore di Fallaci di Casei che è finita a tabellone. Al comando si installa ora Forza Onore GPD Andrea Venezia, il partner della battistrada, con Filippa Jet che segue in seconda posizione alla corda. Cavallo numero 2 anche per Frank Ban squalificato. Ban. La corsa si riduce ad un quintetto che viene a completare il primi 600 metri di gara con una parziale in 15,4 ed è sempre Forza Onore GPD che al passaggio di fronte alle tribune guida nei confronti di Filippa Jet. Il quintetto poi al quintetto si aggiunge il 3 di Fuera con il tentativo esterno di Fandigai TC anticipata prontamente da Fuera che si porta sul duo di testa. Siamo all'ingresso della penultima piegata, il completato in 1.02.4 il mezzo miglio iniziale. Continua la corsa in avanti di Forza Onore GPD. Ora al suo esterno si profila la minaccia di Fuera, la favorita della corsa, con Alessandra Davide al sediolo, mentre alla corda rimane Filippa Jet, ancora Fanny Gai TC e cavalli vanno ad imboccare la piegata conclusiva, un parziale in 14,7. Fuera che insiste al largo della battistrada Forza Onore GPD. C'è l'errore di Filippa Jet, Forza Onore che cerca di respingere l'avversaria che avanza con decisione, passa con gradualità ma piuttosto nettamente. Alle sue spalle si profilano la minaccia del numero 4 di Fanny Gai TC, Fuera al comando, Fanny Gai ci prova all'interno anche Furetto VL, sul palo di misura ma nettamente la vittoria di Fuera su Fanny Gai TC e su Furetto VL, tutto in 1.17. Inizia vincendo la sua serata Alessandra Davide, viene a vincere con l'allieva di Andrea Bigliardi, alle sue spalle l'avversaria Michela Rossi con Fanny Gai TC che arriva ad incollatura dalla vincitrice. Percorsia interne ci prova il numero 9 di Furetto VL.